Siamo qui con Vincenzo Tamborra, direttore di Confesercenti Vicenza. Direttore Tamborra, cosa significa per voi esercenti questa collaborazione con le pubbliche amministrazioni, visto che siete una parte molto rilevante sia dell'economia ma anche della vita sociale e cittadina? Dato il tema che oggi si affronterà, cioè le conseguenze sulle amministrazioni locali, sugli enti locali relative alla manovra finanziaria del governo e al susseguirsi di una serie di provvedimenti comunque di manovra da parte del governo, il nostro è un interesse direttamente legato alla vita delle imprese, perché già dai provvedimenti presi in queste settimane si stanno registrando una serie di conseguenze negative sulle attività, in particolare del commercio. Una per tutte l'aumento di un punto di percentuale dell'IVA, che in realtà però è un aumento del 5% dell'IVA, che quindi si scaricherà inevitabilmente sulle imprese e sui consumi. Quindi sicuramente l'interesse è molto elevato. La preoccupazione forte è quella che vengano avanti altri provvedimenti relativi alla cosiddetta crescita, che magari non siano finalizzati in realtà alla crescita, ma a ulteriormente penalizzare dal punto di vista fiscale e contributivo le imprese e anche altri comparti della società italiana. Quindi la preoccupazione forte è questa. Perfetto. Cosa chiedete voi all'ANCI Veneto e ai comuni in generale? Questo intanto incontro di stamattina, che potrebbe prefigurare un metodo di coordinamento tra le associazioni di categoria rappresentative dell'economia in generale e gli enti locali veneti, che potrebbe costituire un elemento, data la grande rilevanza della piccola impresa nel Veneto, di interlocuzione nei confronti del governo e del Parlamento, sicuramente. In una situazione molto difficile mi pare una cosa molto importante questa. Perfetto.